Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale con un nuovo video da vivere assieme. Nuovo video, nuova escursione. Oggi abbassiamo leggermente il livello rispetto all'ultima uscita a Cima d'Asta, link che vi lascio qui in descrizione, e ci troviamo nel comune di San Tommaso a Gordino, ok, vicino ad Alleghe, e assieme a Roberta andrò ad effettuare una piccola escursione al rifugio Sasso Bianco per circa il 60% del sentiero, e sarà tutto sviluppato su strada forestale, l'ultimo 40% circa su sentiero. Un dislivello circa di 650 metri da compiere in circa 2 ore e un quarto. Bene, buona visione e ci vediamo dopo, sempre con il nostro motto che è zaino in spalla, passo deciso sicuro e prudenza, sempre. A dopo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Ecco, qui dinanzi a noi abbiamo i monti dell'Agner, spostandoci, e poi abbiamo il Sasso Bianco. Ecco, qui dinanzi a noi abbiamo i monti dell'Agner, spostandoci, e poi abbiamo il Sasso Bianco. Ecco, qui dinanzi a noi abbiamo i monti dell'Agner, spostandoci, e poi abbiamo il Sasso Bianco. Ecco, qui dinanzi a noi abbiamo i monti dell'Agner, spostandoci,
Entriamo nel comprensorio delle Palle di San Martino con la cima della Vezzana e in parte con le nuvolette sopra Cima Mulaz. Cima Mulaz dove siamo stati l'anno scorso e vi metto sopra il link in descrizione. Guardate che bel vedere meraviglioso abbiamo qui. Eccoci qui cari amici, dopo circa un'ora e un quarto, un'ora e 20 di passeggiata su strada forestale. Adesso abbiamo imboccato il sentiero, ok? La strada forestale è finita e per un'altra 45 minuti ora abbiamo da percorrere un sentiero non particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, leggermente in salita per quel che riguarda, ecco, la preparazione fisica, per cui fino adesso la strada forestale ha avuto dei tratti anche abbastanza ripidi che vanno affrontati comunque con un po' di allenamento, ecco. E quindi valutate bene se avete bambini a seguito. Bene, procediamo verso il rifugio Sassobianco. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Adesso proseguiamo per il sentiero in direzione Sassobianco, Sassonero, ok? Non raggiungeremo probabilmente la cima del Sassobianco, ci fermeremo a cima Sassonero. Durante il percorso ci vorranno circa 45-50 minuti.
Il nostro giro sta volgendo al termine, dopo circa 12 km di percorso svolto in circa 5 ore e un quarto e 900 metri di dislivello. Siamo giunti alle auto qui a Piaia e niente che dire, il giro non è difficile dal punto di vista tecnico, però necessita di una adeguata preparazione perché sono 900 metri di dislivello, quindi se avete anche figli oppure persone poco allenate state un po' attenti, ecco, perché ci sono dei tratti particolarmente ripidi. Bene, non mi resta che salutarvi al prossimo video e iscrivetevi al canale. Ciao!